intenso e umidità nella Marca si registra una vittima. Si tratta di un panettiere di Castelfranco di 63 anni colpito da un colpo di calore da Inali e INPS. Nuove linee guida antimalori che arrivano fino alla cassa integrazione. L'ondata di caldo che sta investendo anche la provincia di Belluno potrebbe avere le ore contate almeno in montagna, attesi temporali e grandinate. Allerta meteo nell'Alto Piave. Immigrazione, a Cornedo Vicentino il sindaco lancia l'allarme, nel suo comune mancano gli spazi per l'accoglienza, la prefettura si riprende i migranti, poi li riporta ospitati in parrocchia. Valdagno aggredisce la compagna che viene ricoverata in prognosi riservata, un uomo ha poi disturbato i clienti di un bar, alla fine ha aggredito anche i carabinieri, arrestato. La strage di Santo Stefano, interrogatorio di garanzia per Angelica Utter, la 32enne si avvalsa della facoltà di non rispondere, nel frattempo emerge un particolare dalla stampa tedesca finora sconosciuto. Momenti di paura a Mestre, a 2 passi da Piazza Ferreto, dove un 28enne di origini tunisine in preda ad una crisi di astinenza ha iniziato a spaccare sedie e tavolini davanti ai clienti. Portando con sé una bottiglia di benzina è salito su un taxi minacciando di darsi fuoco davanti al tribunale di Treviso. Un 59enne è stato intercettato e bloccato dai militari dell'Arma. Ancora una polemica del sottosegretario Sgarbi con la città di Padova, oggetto il ritiro di un'opera di Canaletto in mostra ai musei civici e ora annuncia una perizia sui quadri dei Guardi. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo ancora questa sera con il sondaggio di Ring che si occupa di caro carrello, di inflazione. Il quesito che vi poniamo, a cui vi chiediamo di dare la vostra risposta, è quello che vedete in questo momento in sovraimpressione. Carrello alle stelle, serve un tetto ai prezzi. I numeri per poter partecipare al sondaggio, il cui esito verrà ovviamente rivelato nel corso della puntata di Ring, sono quelli che vedete in questo momento in sovraimpressione. Una chiamata per il sì, una chiamata per il no. E siamo al caldo. Le temperature roventi di queste giornate hanno causato il primo decesso. Si tratta di un 63enne di Castelfranco Veneto, è stato colto da un malore mentre lavorava nella sua panetteria. Morirà in ospedale alcune ore dopo. Vediamo. Sicuramente comunque col tipo di lavoro, col caldo che va via, non è che fosse stata una cosa tranquilla, specialmente per lui. E stavolta è andata molto male, sembrava forse che riprendeva anche, ma invece no. La chiamata al pronto soccorso è delle 9:30. Olindo Zuanon era nel suo forno una notte passata a fare il pane. Ad un certo punto il crollo, cade a terra. Arriverà all'ospedale di Castelfranco Veneto con una temperatura oltre i 41 gradi. Una situazione disperata per questo grande lavoratore dal cuore fragile. Olindo aveva un piccolo dispositivo cardiaco. Per 3 ore i sanitari hanno tentato di rianimarlo. Dopo diversi attacchi cardiaci il 63enne è spirato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Gestiva insieme alla moglie Michelle e ai figli lo storico panificio pasticceria Zuanon. In un primo momento tanti hanno sperato che Olindo Zuanon potesse farcela. Le comunicazioni tra i vicini e i conoscenti si sono susseguite per ore fino alla tragica notizia e alla comparsa del cartello chiuso per lutto. Non era orario, lui apriva, era sempre, accontentava tutti chi chiedeva di far questo o quello, una persona molto dedica tutto al lavoro comunque, era il suo vivere dentro là. Il panificio regalava il pane anche ai più poveri. Anche questa mattina il camion dell'Opera Misericordia si è fermato in via Montepelmo. È di fatto il primo decesso in Veneto causato dalle temperature roventi di questi giorni. Colpo di calore è la diagnosi. I sintomi non sempre sono noti. Laddove troviamo una persona con perdita o meno di coscienza, comunque con sincope, sofferente, che ha una temperatura anche al tatto molto alta e però ha la pelle secca e disidratata e non sta sudando, quindi il paradosso è questo: molto calda la temperatura, no sudorazione, chiamare immediatamente il 118. Riguarda prevalentemente le età superiori ai 60-70 anni, ma è proprio relativo all'esposizione prolungata e intensa al caldo. Molte le chiamate al 118 in questi giorni da parte di cittadini, soprattutto i più fragili, che manifestano diversi sintomi. Spesso vengono deviati ai propri medici di base. Le operazioni di soccorso per malori dovuti al caldo, però, rispetto allo scorso anno, non sono aumentate.
La città più calda del Veneto oggi è stata Vicenza con 35,4 gradi, seguita a ruota da Treviso con 35,1. Il Veneto bolle, diventa difficile lavorare in determinate situazioni. Proprio per prevenire i rischi da caldo estremo sui luoghi di lavoro, INAI e INPS hanno diffuso nuove linee guida. Si arriva fino alla cassa integrazione. Nella morsa del caldo torrido, a fronte dell'eccezionale ondata di calore che sta investendo il nostro paese, arrivano le nuove linee guida di INAIL e INPS per garantire la gestione del rischio nei luoghi di lavoro. Prevedono appunto una valutazione attenta della situazione ambientale, prevede che attraverso gli RSPP si faccia una disamina anche della tipologia di lavoro, perché purtroppo il problema non è la tipologia soltanto del lavoro pesante, ma è quanto si è esposti al calore. Linee guida che mirano a prevenire le patologie legate al caldo estremo come quello di questi giorni, come le misure da mettere in atto per evitarle, che possono arrivare anche alla sospensione delle attività e la richiesta della cassa integrazione. L'INPS sta dicendo appunto che le aziende devono fare una richiesta per cassa integrazione per eventi meteorologici, per alte temperature, quando si superano i 35 gradi, ma anche qua, quando si superano i 35 gradi, che devono essere associati con anche la situazione dell'umidità, per cui i 35 gradi percepiti, non quelli segnati dal termometro, possono essere anche inferiori ai 35 gradi centigradi, ma il combinato disposto tra umidità e temperatura deve essere valutato da dei tecnici che possono dire non ci sono le condizioni per lavorare e bisogna fermarsi. Le misure vanno recepite e seguite, dice Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Veneto Centro. Ognuno deve prendere in base anche alle diverse lavorazioni che vengono eseguite nelle aziende le misure cautelative adeguate ad un momento sicuramente straordinario di caldo. Io penso che vada, ribadisco, interpretata caso per caso, situazione per situazione. Si parla molto di welfare di aziendali, fa star bene le persone, questo penso che sia indiscutibilmente uno di questi casi, e quindi bisogna sicuramente stare attenti e vicini ai propri collaboratori. L'ondata di caldo ha portato già le prime perturbazioni, siamo in montagna, il fronte perturbato ha già interessato la zona della Marmolata del Pordoi, dove si segnalano alberi in strada e disagi al traffico, pioggia e grandine a Falcade, vento forte e rami in strada verso Alleghe, in Cadore Val di Zoldo, il passo San Pellegrino è bloccato, lato Moena per caduta piante come il passo Campolongo, si segnala anche la chiusura della strada 51 a Fiammes, Cortina, a causa della caduta delle piante. La fase di instabilità, secondo quanto riferito da ARPAV, potrà estendersi anche alle zone prealpine e pedemontane, dove saranno possibili temporali localmente intensi, grandinati e forti raffiche di vento. Per questo motivo fino alle 8 di domani mattina è stata dichiarata la fase di attenzione nel bacino dell'Alto Piave. Oggi pomeriggio a Belluno i termometri sono schizzati oltre i 35 gradi, 37 intorno alle 14:30. SOS Immigrazione, siamo nel Vicentino, a Cornedo, Vicentino, dove il sindaco lancia l'allarme. Nel suo comune mancano gli spazi per l'accoglienza, riporta i profughi che erano stati consegnati alla prefettura e la prefettura ottiene un alloggio grazie alla diocesi. Accoglienza sotto pressione. Quest'estate il Veneto, che ha già collocato 7.800 profughi, si prepara all'approdo di altri 4.000 immigrati. La gestione dei flussi è esplosa nel Vicentino la scorsa settimana, quando ad Altavilla, Sovizio, Cornedo, Castelgomberto e Gambellara gruppetti di migranti sono stati lasciati davanti ai municipi. Forte la reazione dei sindaci. Davide Dorantani di Castelgomberto ha annunciato che, non essendo attrezzato per l'accoglienza, era pronto a portare nel palazzo del rappresentante del governo i 3 giovani africani che gli erano stati lasciati davanti al comune. Risultato: la prefettura ha mandato un furgone e li ha ripresi. Oggi è il sindaco di Cornedo a lanciare l'allarme. In questo momento i 3 migranti che gli erano stati lasciati davanti al municipio sono stati affidati alla parrocchia perché il comune non ha locali adatti all'accoglienza. Stamattina la prefettura ha mandato un furgone per prendere i 3 immigrati, di cui uno quindicenne.
Questa mattina, 18 luglio 2023, la prefettura ha prelevato i 3 migranti da Cornedo. Cornedo, che aveva una situazione un po' più delicata degli altri comuni, che è stata attentamente ponderata e vagliata dalla prefettura, ovvero la presenza di un minorenne di 15 anni. Il minorenne è stato portato in una struttura protetta, invece stasera gli altri 2 migranti sono stati riportati a Cornedo perché non ci sono posti nei centri di accoglienza straordinari. Insomma, il sistema è già totalmente occupato. Intanto continuano i confronti tra il prefetto e i sindaci. Domani alle 5 del pomeriggio toccherà ai primi cittadini di Gambellara, Montebello, Thiene, Valdastico e Cornedo Vicentino. Bisogna capire come fronteggiare l'emergenza se mancano le strutture. Il protocollo firmato da prefetto, Regione Veneto e l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dovrebbe introdurre delle regole che permettano di gestire i flussi, perché l'alternativa è subirli. Ma oggi la spinta di profughi dalla grande Africa è sempre meno gestibile per la piccola Europa. Ben vengano anche le sottoscrizioni dei protocolli di intesa sull'accoglienza, però vorrei sottolineare che questi protocolli debbono anche essere calati oggettivamente sul territorio e devono essere calati al caso concreto. Se i comuni, se le amministrazioni comunali che hanno il buon governo del proprio territorio ritengono che non ci siano strutture ricettive emergenziali per far fronte a queste emergenze di stagione, questi protocolli rimarrebbero e rimangono carta bianca. Nel veronese ora il Veneto registra l'ennesimo infortunio sul lavoro, infortunio mortale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Badia Calavena, ma di cui si è avuto notizia soltanto nelle ore successive. La vittima è il 59enne Yuri Svici. L'operaio stava lavorando in un cantiere stradale lungo la provinciale 10 quando improvvisamente sarebbe stato colpito alla testa da una carrucola caduta dall'alto per il cedimento di un sopporto dei cavi elettrici di un palo. L'impatto è stato fatale, malgrado il caschetto. I sindacati, in particolare la CGIL, si sono detti preoccupati per le condizioni in cui operano i lavoratori. Non si può sempre parlare di fatalità, dicono. Ancora nel Vicentino, un uomo ha aggredito la compagna che è ora ricoverata in prognosi riservata. Ha poi disturbato i clienti di un bar e alla fine ha aggredito anche le forze dell'ordine ed è stato arrestato. Baldagno, lei e lui litigano in mezzo alla strada. Qualcuno chiama i carabinieri e quando la pattuglia della stazione di Trissino arriva sul posto in via Regina Margherita trova l'uomo che minaccia la compagna e si dà alla fuga. La donna, scalza e ferita alla testa, viene ricoverata all'ospedale di Arzignano in prognosi riservata. Lo stesso uomo si presenta invece all'ospedale di Baldagno. Vuole parlare con la compagna con cui racconta di aver avuto una discussione per motivi di gelosia. Qui viene identificato dai carabinieri di Montecchio Maggiore, chiamati dal personale sanitario. Convinto ad allontanarsi, si presenta allora all'ospedale di Arzignano, dove vengono ancora una volta allertati i carabinieri. Questa volta l'uomo se ne va prima dell'arrivo dei militari. Ma la giornata è lunga e prima che finisca, lo stesso uomo, a Trissino, in evidente stato di alterazione alcolica, disturba i clienti di un locale. Il contegno è violento e questa volta arrivano i carabinieri che lo arrestano per resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni dei militari di Montecchio Maggiore. Il pubblico ministero di Vicenza, valutata la gravità dei fatti, ha richiesto gli arresti domiciliari per l'indagato, misura eseguita dai carabinieri di Valdagno. Momenti di terrore ieri pomeriggio a Mestre, a 2 passi da Piazza Ferreto, quando un 28enne di origini tunisine in preda ad una crisi di astinenza ha iniziato a spaccare sedie e tavolini davanti agli occhi atterriti dei clienti. Pomeriggio di follia, paura e terrore a Mestre, in Riviera 20 settembre, al bar Riviera, quando verso le 16:30 di lunedì 17 luglio un 28enne di origine tunisina in preda a una crisi di astinenza da droga ha iniziato a dare letteralmente di matto, tirando per aria e rompendo ogni cosa si trovasse lungo il suo passaggio.
mettendo nel panico tutti i clienti presenti in quel momento. Perché era venuto qui, sembra, in cerca di droga, e però non l'ha trovata, parrebbe, perché normalmente sarebbe andato a rifornirsi nel bar che si trova alla mia destra, bar 10.000, chiuso con provvedimento del questore perché frequentato da pregiudicati tossici e sbandati lo scorso venerdì 14 luglio per 15 giorni. Il provvedimento di natura cautelare, adottato anche grazie a diverse segnalazioni dei cittadini e soprattutto alla luce dei numerosi elementi raccolti nel corso dei controlli eseguiti. Gli stessi che chiede ora il proprietario del bar Riviera, che sta effettuando altresì una raccolta firme da inviare al prefetto di Bari per chiedere tornino ai presidi fissi di forze dell'ordine, come durante la pandemia, dice. Ora è caccia al tunisino da parte degli agenti della Polizia Locale di Venezia, che stanno passando al setaccio tutti i filmati delle telecamere presenti nell'area semipedonale della città. Tunisino già con precedenti e su cui grava un daspo urbano del questore. La cronaca ci porta a Treviso. Portando con sé una bottiglia di benzina è salito su un taxi e si è diretto al tribunale di Treviso minacciando di darsi fuoco. I carabinieri della compagnia hanno impedito ad un 59enne di mettere in atto il suo intento. L'episodio ieri mattina, mentre oggi l'uomo è stato formalmente denunciato per resistenza pubblico ufficiale e procurato allarme presso le autorità. Verso mezzogiorno l'equipaggio dei carabinieri ha intercettato il taxi sul quale era salito il 59enne. I militari sono riusciti a metterlo in sicurezza nonostante tentasse in maniera energica di sottrarsi al controllo sequestrando la bottiglia di benzina. L'uomo è stato poi condotto in caserma dove gli è stato notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Treviso per la durata di 3 anni emesso dalla questura. Siamo alla strage di Santo Stefano di Cadore. Angelica Hutter continua a restare chiusa nel suo silenzio. L'interrogatorio di garanzia che si è svolto ieri mattina, la giovane 32enne ancora ricoverata nel reparto di psichiatria si è avvalsa della facoltà di non rispondere, come suggerito dal legale Giuseppe Tirolo. Nel frattempo emerge un particolare dalla stampa tedesca. In Italia potrebbe arrivare nelle prossime ore Martin, il fratello di Angelica Hutter, ma non i genitori con i quali la giovane lo scorso autunno avrebbe avuto un diverbio per motivi sconosciuti, forse originati dall'irruzione della polizia nell'abitazione della famiglia a Deggendorf una settimana prima della partenza della 32enne. Lo si apprende dal blog di informazione tedesco Promi Blogs, che in un lungo articolo ricostruisce la vita della Hutter, studi, lavoro, successi sportivi fino alla tragedia del 6 luglio scorso a Santo Stefano di Cadore. Promi Blogs riferisce che una settimana dopo l'irruzione della polizia, la 32enne caricò l'auto intestata al padre, una valigia, un materasso e cibo in scatola, l'indispensabile per un viaggio nel sud dell'Europa interrotto bruscamente nel pomeriggio di quasi 2 settimane fa. Gli interrogativi sulle cause dell'incidente in via Udine, nel quale sono morti il piccolo Mattia, Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin, rispettivamente papà e nonna del bambino di nemmeno 2 anni, continuano a restare senza risposta. Angelica Hutter, indagata per omicidio stradale plurimo, si trova ancora ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia, dove è sottoposta a terapia farmacologica. Ieri mattina, giorno fissato per l'interrogatorio di garanzia, la giovane si è avvalsa della facoltà di non rispondere su indicazione del suo avvocato difensore Giuseppe Triolo del Foro di Belluno, che ha riferito come fosse azzardato pensare che la 32enne potesse essere nelle condizioni di sostenere un interrogatorio davanti alla GIP Marson e al PM Marcon. Peraltro le condizioni di impedimento non sono cessate, quindi per il momento Angelica Hutter, pur piantonata, non può rientrare nel carcere femminile della Giudecca. Le indagini proseguono a ritmo serrato. I carabinieri hanno acquisito almeno 2 video e testimonianze sul posto. Il PM Simone Marcon ha nominato l'ingegner Calzavara per una consulenza tecnica. Le famiglie Potente e Antoniello si sono affidate ai legali dello studio 3A Valore, che ha incaricato lo specialista Mario Piacenti. Per gli esiti si dovrà attendere la fine dell'estate. Al momento gli unici punti fissati dagli accertamenti disposti dalla magistratura si riferiscono alla velocità elevata, all'incirca 90 km/h, e alle condizioni di Angelica Hutter, che non si trovava sotto l'effetto di alcol o droga e che non stava usando il telefono cellulare né prima né al momento dell'impatto.
Domenico Mantoan, ora direttore generale dell'Agenas, e Alessandra Stefani, dipendente amministrativa dell'ULSS di Vicenza, sono stati assolti in rito abbreviato. Il GUP di Padova inoltre ha disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Patrizia Simionato, ex direttrice di Azienda Zero. Nei confronti dei tre la Procura aveva ipotizzato il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità per un versamento di 20.000 euro dalla stazione appaltante della Sanità Veneta alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. La vicenda riguarda un provvedimento firmato da Mantoan il 4 agosto 2020 per il trasferimento di un contributo di 20.000 euro alla Fondazione SSP per un dipendente allo scopo di aumentarne la produttività. Dopo il Gattamelata ricorderete ancora una polemica con il sottosegretario alla cultura Sgarbi con la città di Padova. Questa volta riguarda il possibile ritiro di un'opera di Canaletto dai musei civici. Penso che il contendere con l'amico Vittorio Sgarbi sia anche terminato. Ho visto le sue dichiarazioni successive, prima si parlava di ritiro immediato, poi più meditatamente diceva bene, prendiamo atto che c'è un conflitto attributivo, ma la restituzione dell'opera verrà fatta così come era previsto negli accordi con l'Accademia il 7 agosto, quindi la polemica per quel che mi riguarda è chiusa. Dunque la polemica tutta estiva sul Canaletto si è sciolta come un gelato al sole. L'opera Prospettive e Comporti, cui mostra al Museo degli Eremitani, era già previsto che dovesse essere restituita alle gallerie dell'Accademia di Venezia ad agosto, prima della fine della mostra temporanea all'ombra del Canaletto, che terminerà il 17 settembre. Una polemica estiva che ancora una volta ha visto protagonista Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla cultura sosteneva che ci fossero delle attribuzioni dubbie all'interno della mostra in corso ai musei eremitani, un aspetto che l'assessore alla cultura di Padova Andrea Colasi ha voluto immediatamente chiarire. Non c'è nessun falso al Museo degli Eremitani, voglio tranquillizzare tutti. Si tratta tutt'al più di un problema attributivo che vede alcune studiose, Anna Bozzena da un lato e Federica Spadotto dall'altro, attribuire diversamente alcune opere a Cimaroli, a Zuccarelli o al Guardi. È un problema tra studiose e quindi la questione va ricondotta dentro il giusto binario. La vicenda dunque nasce da dubbi di un esperto del Settecento su un'opera attribuita al pittore Francesco Guardi, ma si tratta di semplice dialettica tra due esperte d'arte. Per quanto riguarda il Canaletto, il dipinto non verrà ritirato, semplicemente era già prevista la restituzione in anticipo. Io credo che l'oggetto del contendere sia questo, una disputa tra studiose, ma di questo si può parlare. Altra cosa è parlare di falsi, che è assolutamente inopportuno e fuori luogo e non appartiene alla tradizione scientifica di questo museo. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi, TG Venezia. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al Meteo. Altra giornata incandescente e afosa sul nostro territorio, lieve attenuazione da giovedì, poi verso fine settimana anche una maggiore instabilità. Vediamo il dettaglio di mercoledì 19 luglio. Sul Veneto avremo spazi di sereno prevalenti, nubi più frequenti invece in montagna con rovesci sparsi in propagazione dal pomeriggio alle zone pedemontane e localmente fin verso le pianure. Caldo ancora estremo che mette a dura prova l'organismo, temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime che toccheranno punte di 39 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato di mattina, ma dalle ore pomeridiane sarà più variabile, con probabili temporali sparsi un po' su tutte le zone, localmente anche forti. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, massime sui 34-35 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo, poi le nubi si svilupperanno maggiormente e la probabilità di temporali sarà quindi in aumento, specie sui settori alpini di confine. Temperature minime intorno ai 18-22 gradi all'incirca, massime sui 35-37 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.